Gente seria ma rostegani. No, e queste ve le manda ovviamente l'amministrazione comunale di Marostica e sono le famose ciliegie IGP di Marostica, e domenica c'è la mostra delle ciliegie, per cui non si potevano ricordare, quindi ringraziamo ovviamente l'amministrazione comunale e tutti coloro che lavorano attorno a questa mostra e ai tanti produttori, quindi sono per voi. Fra l'altro ci hanno chiesto di, ecco, lasciamola qua così si vede un po'. E poi abbiamo, sentiamo l'assessore, anche qui sclerosi multipla. Ma domenica, insomma, ci hanno chiesto di promuovere, lo facciamo molto volentieri. Domenica sono nelle piazze per la raccolta fonti con la Gardenia, che è sapete che è un appuntamento abituale che fanno ogni anno in tutte le piazze del Veneto. Grazie. Passiamo subito al bollettino. Oggi ci sono anche un po' di novità. Allora, tamponi molecolari 5.356.000 e tamponi rapidi 4.765.000. In totale sono 10.121.000 tamponi. I positivi nelle ultime 24 ore sono 242. L'indice di positività su 29.800 tamponi che abbiamo fatto è 0,81. Vedete che ormai costantemente siamo sostanzialmente sempre sotto l'1%. I positivi da febbraio 2020 sono 422.730. I positivi oggi in Veneto in isolamento a noi noti, perché è il caso di dirlo, sono 9.377. Ospedali. I ricoverati sono 735. Vuol dire, per darvi una dimensione, sono un centinaio per provincia. Meno 38. I 735 sono così distribuiti. 651 in area non critica, quindi nell'area medica meno 30, e 84 in terapia intensiva, meno 8. Terapie intensive, vedete, si stanno lentamente ma progressivamente svuotando. Le terapie intensive non Covid, e quindi che rappresentano l'attività ospedaliera che è tornata a regime, quindi la traumatologia, gli incidenti stradali, ma anche tutto quello che sono poi gli interventi chirurgici impegnativi che prevedono la terapia intensiva, è questa. 332 più gli 84 fa 416 posti attivati. Fondamentalmente abbiamo un centinaio di posti in più rispetto all'ordinarietà, perché sono quelli del Covid. 6 decessi nelle ultime 24 ore, 21.651 dimessi. Ripeto sempre una roba che dico spesso, ma pian piano la acquisiamo tutti. I positivi da febbraio, quelli che sono entrati in ospedale da febbraio, di mezzo, lo sappiamo tutti, 422.000 meno 21.000 fa 400.000 positivi che o non avevano sintomi, quindi metà erano senza sintomi, lo sappiamo, o sono stati curati a casa, quindi circa 200.000 persone curate a casa. No, lo dico perché ogni tanto si trova qualcuno che ti dice perché bastava curarli a casa. Sì, 200.000 sono stati curati a casa, purtroppo 21.000 se non avevano un ospedale in molti casi non sarebbero tornati a casa vivi. Allora, andiamo per gradi. Vaccini. Siamo 10 minuti. Grazie. Passiamo subito al bollettino. Oggi ci sono anche un po' di novità. Allora, tamponi molecolari 5.356.000 e tamponi rapidi 4.765.000. In totale sono 10.121.000 tamponi.
I positivi nelle ultime 24 ore sono 242. L'indice di positività su 29.800 tamponi che abbiamo fatto è 0,81. Vedete che ormai costantemente siamo sostanzialmente sempre sotto l'1%. I positivi da febbraio 2020 sono 422.730. I positivi oggi in Veneto in isolamento a noi noti, perché è il caso di dirlo, sono 9.377. Ospedali. I ricoverati sono 735. Vuol dire, per darvi una dimensione, sono un centinaio per provincia. Meno 38. I 735 sono così distribuiti: 651 in area non critica, quindi nell'area medica meno 30, e 84 in terapia intensiva, meno 8. Terapie intensive, vedete, si stanno lentamente ma progressivamente svuotando. Le terapie intensive non Covid, e quindi che rappresentano l'attività ospedaliera che è tornata a regime, quindi la traumatologia, gli incidenti stradali, ma anche tutto quello che sono poi gli interventi chirurgici impegnativi che prevedono la terapia intensiva, è questa. 332 più gli 84 fa 416 posti attivati. Fondamentalmente abbiamo un centinaio di posti in più rispetto all'ordinarietà, perché sono quelli del Covid. 6 decessi nelle ultime 24 ore, 21.651 dimessi. Ripeto sempre una roba che dico spesso, ma pian piano la acquisiamo tutti. I positivi da febbraio, quelli che sono entrati in ospedale da febbraio, di mezzo, lo sappiamo tutti, 422.000 meno 21.000 fa 400.000 positivi che o non avevano sintomi, quindi metà erano senza sintomi, lo sappiamo, o sono stati curati a casa, quindi circa 200.000 persone curate a casa. No, lo dico perché ogni tanto si trova qualcuno che ti dice perché bastava curarli a casa. Sì, 200.000 sono stati curati a casa, purtroppo 21.000 se non avevano un ospedale in molti casi non sarebbero tornati a casa vivi. Allora, andiamo per gradi. Vaccini. Ne abbiamo fatti 29.638 nelle ultime 24 ore. Sta andando bene. Peraltro vi do un aggiornamento delle performance. Evito di dirvi gli over 70 e gli over 80. Mi sembra 97,8 sopra gli 80, anzi 97,9 sopra gli 80 anni, 85,5 dai 70 ai 79 anni, poi 60-69, 81%. 50-59 siamo già arrivati al 72%. 40-49 col fatto che dobbiamo ancora aprire posti nelle agende, 52%. Insomma, sta andando bene. Perché se pensate che abbiamo sempre detto che la messa in sicurezza della salute dei veneti passa attraverso la fascia d'età over 60, ci abbiamo sempre detto sopra i 60 si chiude la partita. Beh, noi sopra i 60, vuoto per pieno, sappiamo che dove è andata peggio è andata all'81% vaccinati o prenotati, insomma, ma questi sono già praticamente tutti vaccinati, quantomeno una dose. Buono, direi ottimo, nel senso che comunque l'appello che faccio ai cittadini che hanno ancora da provvedere alla vaccinazione e hanno deciso di vaccinarsi, perché ricordo che la vaccinazione è volontaria, si affrettino a prenotarsi. Adesso pian piano apriremo ancora posti in base ai vaccini che arriveranno. Qual è la situazione dei numeri del Veneto? Perché domani è venerdì, no? Il venerdì c'è sempre la giornata del giudizio, il venerdì, no? R con T, 0,69.
Incidenza 29,8 positivi su 100.000. Cioè vi ricordo che questa regione è arrivata a 650-700 positivi su 100.000. Quindi 29,8 su 100.000 è un'incidenza che è quasi metà di quella prevista per essere in zona bianca, perché è almeno sotto i 50. Tassi di occupazione, sia nell'area non critica che in terapia intensiva, 7%. Qui siamo in terapia intensiva, siamo al 30%, e in area non critica siamo al 40% come parametro. Noi abbiamo dati di pienissima zona bianca, che verrà, immagino, confermata domani dall'Istituto Superiore della Sanità. Ci avvieremo all'ultima settimana di valutazione, che è quella prossima, quindi un appello a tutti i veneti di fare molta attenzione agli assembramenti, usare la mascherina, igiene delle mani, evitare ogni forma di rischio di contagiarsi. Insomma, qualcuno che può contagiare c'è sempre in giro, e se venerdì prossimo avremo ancora confermata la zona bianca, a seguire, scusatemi, questi parametri, entriamo in zona bianca. Allora, ieri avete visto che si è tenuta una delle due riunioni, quella delle 14:30 e quella delle 16, poi è stata cancellata quella col governo. Abbiamo discusso come governatori, io vi avevo detto quale sarebbe stata la posizione che avrei portato, che era quella di pensare che la zona bianca, se ha senso parlare di zona bianca, è altrettanto vero che deve esserci il punto d'arrivo. Cioè la zona bianca non è la zona che precede, come ho detto ieri, la zona trasparente, perché siamo rossa, arancione, gialla, bianca, non ce n'è un'altra. Quindi vuol dire che se tu vai in bianca, in teoria è tutto aperto. Capiamo che ci voglia prudenza, capiamo che ci vogliano ovviamente tutte le attenzioni del caso. Abbiamo portato avanti quella proposta che io ho fatto di applicare da subito le aperture previste dal decreto nelle settimane e nelle giornate successive, che sono il 15 giugno l'apertura delle fiere. Se entri in zona bianca, se vuoi fare la fiera dall'8 di giugno, la puoi fare. Così anche, vi ricordo che ne ho parlato in più occasioni, rispetto al coprifuoco, ecco, rispetto al coprifuoco, se ne va il coprifuoco, non era proprio così scontato, ma se ne va non perché noi facciamo parte della categoria di quelli che pensano che il virus non esista, che è tutta una regia mondiale e altre menate del genere. Se ne va semplicemente perché siamo convinti, profondamente convinti, che sicuramente non c'è da scherzare, sicuramente questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini di scenario che ogni giorno ci preoccupano. Però è pur vero che il coprifuoco nasce col principio di evitare l'assembramento pericoloso. E ci sta, no? Se tu dici che in quelle particolari orari della giornata c'è il rischio che tutti si accalchino in una piazza o da qualche parte, dice: sentite ragazzi, per ora. Però, siccome siamo già aperti dalle 5 del mattino alle ore 23 di sera, il coprifuoco oggi è alle 23, è difficile spiegare a un cittadino che nei mezzi di trasporto dove ti assembri, volente o nolente, comunque non sei da solo, nelle scuole, in particolari occasioni pubbliche, eccetera, nei posti di lavoro hai contatti con altri cittadini dalle 5 del mattino alle 23, è difficile spiegare che dalle 23 il rischio è maggiore. Allora noi proprio per questo, e i colleghi presidenti hanno condiviso questa filosofia, si dice: chi va in zona bianca cessa col coprifuoco. Penso che questi siano dei segnali che debbano essere dati alla comunità. Ovvio è che poi noi, come lavoro che non si vede, ci stiamo preparando alla campagna vaccinale per la terza vaccinazione. Questo è bene che ve lo ricordi, perché comunque ormai ci verrà definito quando si dovrà fare il richiamo. Però è pur vero che finché non ne veniamo fuori dobbiamo garantire la copertura vaccinale ai cittadini che ce la chiedono. Vi ricordo che avremo una sovrapposizione con la campagna anti-influenzale, e vi ricordo anche che, così evitiamo di leggere tante scemenze in giro, che non si possono mischiare i vaccini e farli assieme. Siccome c'è già qualcuno che dice: ma facciamo due flaconcini, facciamo un mix e dopo facciamo i due vaccini. No, purtroppo non funziona così.
Io capisco che alcuni hanno fatto le scuole alte, però non funziona così. Allora, quindi noi abbiamo comunque inoculazioni separate da fare. Il virus che evoluzione avrà? L'unica cosa certa che possiamo dire è questa, che o diventerà endemico, quindi diventerà un virus che accompagnerà senza i guai che abbiamo avuto fino adesso come fosse un virus influenzale, e ci sarà chi se lo prende, chi vuole vaccinarsi, questo sarà il futuro. Oppure scomparirà, come è accaduto per il virus della SARS. Questi sono due capisaldi, altre alternative non ce ne sono. Cosa accadrà in ottobre, in novembre, in dicembre? Perché questo ce lo chiedono i cittadini, che sono molto più attenti di qualche esperto, e ci dicono, ma e con la brutta stagione quando arriverà torneremo al punto zero. Diciamo, i più attenti del mondo scientifico, anche le riviste scientifiche, dicono che il virus avrà sicuramente la forza che ha sempre avuto, ma è altrettanto vero che a differenza di prima troverà degli ospiti vaccinati. Tant'è vero che nei bollettini che faremo nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, noi abbiamo già detto al servizio informatico, è corretto scrivere, anche per noi da un punto di vista epidemiologico, scrivere quali saranno i cittadini ricoverati in ospedale che non hanno avuto la somministrazione del vaccino. Anche per capire se funziona o non funziona. Ad oggi funziona. C'è una correlazione col tema delle temperature, della stagionalità. Sicuramente, però ad oggi sappiamo che chi abbiamo vaccinato non si ripresenta più in ospedale, ad oggi. Ma del resto non avevamo dubbi, no? Quando dicevamo nei mesi scorsi, ma il modello Israele che ha svuotato gli ospedali, ve lo ricordate, è stata la prima a vaccinare tutti, o la Gran Bretagna che è stata la prima a vaccinarne, avere percentuali alte di vaccinati, hanno dimostrato esattamente questo. Quindi questo è lo scenario che si prospetta. Siamo concentrati sulla terza dose. L'autunno per noi sarà comunque un grande banco di prova. Sulla zona bianca si va alle aperture con, ho dimenticato di dire una roba, previste dal decreto ma nelle giornate e nelle settimane successive. Quindi noi anticipiamo tutto al giorno dell'inizio della zona bianca e abbiamo anche deciso di formulare un provvedimento che sia anche uguale tra governatori. Siccome dovremo fare una decretazione, faremo in modo anche di farne un provvedimento che sia uniforme, in modo tale che non ci sia chi apre, che so, lo spritz in particolare modalità e chi no, ma comunque il tema è quello di agevolare le riaperture. Ai cittadini faccio sempre appello alla massima attenzione, perché al di là della gioia di questi numeri, voglio ricordarvi che noi abbiamo avuto anche giornate dove tanta gioia non ce n'era e non vorremmo rivederle più. Faccio gli auguri a due signore che compiono gli anni oggi, la signora Vincenza Mazzer che fa 101 anni oggi, quindi auguri alla signora Vincenza Mazzer di Gruaro, Venezia, e poi facciamo gli auguri alla signora Teresa Tona di Chies del Pago di 100 anni oggi, quindi auguri a queste signore. Prego per le domande. Comincia Angela Poderiva. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, in vista del 7 giugno, mi pare di capire che lei emanerà un'ordinanza che sarà una copia. Ricognitoria. Quindi anticipa tutto, anche quello che è previsto dal 1 luglio, per esempio ricordo i corsi di formazione sia Tutto. pubblici che privati. Nulla di creativo dunque. No, l'unico aspetto creativo, ve lo annuncio per correttezza, è che stiamo cercando di vedere, di legittimare il tema dei Luna Park, dello spettacolo viaggiante, anche se temporaneo, a Sagra per capirsi, e il tema delle discoteche, cercando di capire se si riuscirà, qui c'è un tema quantomeno di introdurre il tema della ristorazione e della mescita della bevanda al tavolo o all'aperto, insomma, cioè chi ha già l'autorizzazione a far mescita di bevande e alimenti, praticamente tutti i locali ce l'hanno, se hanno le condizioni che glielo permettono. Vi ricordate che si fece già l'anno scorso, no? Che c'era il servizio al tavolo, nessuno si poteva alzare per ballare, avevano il sottofondo della musica e comunque consumavano. Sono esercizi che hanno già l'autorizzazione alla mescita di bevande e alimenti, non sono autorizzazioni nuove. Stanno capendo se riusciamo quantomeno a dare un minimo di
una boccata di ossigeno a queste aziende che sono in grossissima difficoltà e che per noi sono anche un elemento di promozione turistica, vi ricordo. Cioè, ho capito bene, dal 7 giugno riaprono anche le sagre e le discoteche per chiedere l'autorizzazione con mescita di alimenti e bevande. Dobbiamo verificare i due temi, sagre e discoteche. Ah, quindi non Per- è detto che dal 7 sì, sì. riaprano. Ok, mentre i casinò e le sale da gioco? Vanno anche questi sul 7 giugno. Ok, perfetto. Ovviamente per un principio di uniformità stiamo cercando di convincere, brutto termine, di dialogare affinché si capisca che se tu apri una sala gioco è difficile giustificare uno che fa mescita di una pizza seduto al tavolo in una discoteca non possa aprire. Quindi c'è anche per un principio di equità, no? Qual è l'ostacolo all'apertura dal 7 giugno anche delle discoteche e delle sagre, quindi? Al momento è normativo? Ma sì, è normativo che le discoteche sono chiuse sine die. Non si poteva ballare 15 minuti per questioni proprio di... C'è stato a giugno ci fu un periodo che ci fu anche questa uscita, sì. Però vediamo di affrontare anche questo tema. Comunque capite che per noi, se restiamo in zona bianca, bisogna che ci mettiamo tutti d'impegno, significa comunicare al mondo intero, e lo comunica il Veneto, non la Repubblica delle Banane, che noi non abbiamo più il coprifuoco. Cioè, questo sulla stampa internazionale ci sarà, perché il Veneto ha il 67% dei 72 milioni di turisti che vengono qui sono stranieri. Cioè, a partire da Berlino, da New York o da qualche altro posto in giro per il mondo, e sapere che devi andare sul territorio del turismo dove c'è il coprifuoco non è il massimo della vita. A proposito del superamento del coprifuoco, lei prima ha citato il tema degli assembramenti e la necessità di essere comunque prudenti. Ci arriva una sollecitazione da una lettrice che dice: un po' di apprensione ce l'ho, bisognerà vigilare. Pensa magari di riconvocare i tavoli dei sindaci per confrontarsi con loro sulla opportunità di svolgere attività Ma di guarda, controllo? i sindaci hanno sempre la porta aperta in regione, lo sanno. Sono sul pezzo, ma penso che lo siano anche i cittadini, ormai devono capire e hanno capito che qua, come si può dire, se facciamo un lavoro di squadra ne veniamo fuori velocemente, l'abbiamo dimostrato, altrimenti no. Spero che il peggio sia passato. Nessuno ha la sfera della verità. Diffidate da chi vi vedete in TV che vi racconta che moriranno tutti o vivranno tutti. Cerchiamo di metterci in una situazione di sicurezza e ne veniamo fuori. Di certo la luce in fondo al tunnel la si vede adesso. Okay. Ho un altro paio di domande. Una rispetto alla conferenza delle regioni, dopo la riunione di ieri è confermata quella di oggi in cui sollevare i temi che citava l'altro giorno, cioè la vaccinazione dei turisti Oggi non c'è. e Green Pass? Per quello chiedo. È stato tutto rinviato. Quindi restano sospesi quei due temi, Sì. dicevo, vaccinazione turisti e Green Pass, ancora non si sa. Ok. E poi una domanda invece extra Covid, di politica. No, scusami, sulla Sì, vaccinazione dei prego. turisti abbiamo dato comunque mandato alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni di fare un approfondimento. Siamo tutti concordi sul fatto che il primo fattore limitante è la mancanza di vaccini. Il secondo fattore è che ci voglia comunque una, come si può dire, un'uniformità nazionale di approccio. Il terzo è rappresentato dall'eventuale registrazione. Il primo non è risolvibile se non ci sono i vaccini, gli altri due punti sì. Una domanda flash a questo proposito: la redistribuzione delle dosi AstraZeneca che erano state sequestrate in virtù delle inchieste giudiziarie, Ma ce le abbiamo? quindi sono disponibili? Noi Cioè, abbiamo 3.500 dosi 3.500. sequestrate, perché poi non è che hanno continuato a inviarle, ok. quel lotto è stato sostanzialmente mummificato in tutte le regioni. Noi avevamo 3.500 dosi di quel lotto. Siccome però dalla Sicilia la procura aveva dato l'ok allo sblocco, appunto, al dissequestro su uno, volevo capire quelle Erano due 3.500. lotti. Uno era stato sbloccato subito. È notizia di 2 giorni fa. Sì, Uno sì. era stato sbloccato subito, quindi Sì. insomma un mese fa, non mi ricordo. Quello del Piemonte. Del Piemonte era, L'altro sì. ancora noi non abbiamo notizie. non abbiamo Sì, è stato sbloccato. Ah, è Ieri, sbloccato. ieri o l'altro Quindi ieri. entrano in circolo. Ieri è stato sbloccato. 3.500 dosi sono. Un'inezia, ma meglio di niente, insomma. Ok, Sono sempre 3.500 Certo. iniezioni. certo.
E chiudo con la domanda di politica. Oggi formalmente Luigi Brugnaro e Giovanni Toti hanno presentato il nuovo partito Fucsia, in particolare il sindaco di Venezia ha detto grazie Berlusconi, ma questo è un altro tempo. E vorrei chiedere, Presidente, che cosa ne pensa da Veneto, che conosce molto bene il sindaco Brugnaro, e anche da ex ministro del governo Berlusconi, se ritiene che davvero si sia chiusa un'epoca. Ma devo dire che prima ho letto una dichiarazione del sindaco Brugnaro che ha detto che questa non è un'operazione contro Forza Italia, per cui si va a stabilizzare. Non esprimo nulla, nel senso che penso che in un paese democratico e libero ogni cittadino sia assolutamente libero di dar vita al soggetto politico che ha in mente, cioè non ci vedo nulla di strano. Dopodiché l'area è sempre quella del centrodestra, mi sembra di aver capito. Appunto, non ho altro da aggiungere. Sinceramente ho letto quello che voi scrivete, non ho parlato con nessuno, per cui ne sapete più voi di me. Certo. Quindi non ha avuto contatti? Ti soprattutto te leggo. A te bisogna leggerti con la lente di ingrandimento. 3 volte per cercare di... Anche in retromarcia. 3 volte per cercare Penso anche le parole scritte al contrario. Quindi non ha avuto contatti con Brugnaro, non pensa che ci possano essere riflessi regionali? Il sindaco Brugnaro l'ho visto il giorno della premiazione del Leone d'Oro e l'ho salutato, ci siamo sentiti, ci vedremo, ma non... fra l'altro il sindaco Brugnaro era già un soggetto politico che era il partito Fucsia, no? Sì. Per cui penso che sia un'evoluzione del suo progetto. Quindi non pensa che possa erodere consensi al centrodestra più oltranzista rappresentato dalla Lega rispetto all'area moderata a cui guarda Brugnaro con Toti? Io soffro di insonnia per altri motivi. Immagino, non volevo tenerla sveglia, sa Presidente, era solo una domanda. No, nel senso che, anzi, se avete consigli, perché si fa dura la storia. Ormai sono diventati come i greci, no? I greci portavano l'ammalato nell'agorà e ognuno passava e elargiva consigli. Io ormai tutto quello che la gente ha provato, io ho provato per dormire, ma ancora non ho capito che ne siano così bravi quelli delle farmacie. E no, a parte le battute, no, nel senso che no. Penso che ognuno poi avrà il suo corso, cioè sentite, no. È un'esperienza nuova, vedremo che evoluzione avrà. Non mi è mai piaciuto parlare e giudicare i progetti degli altri. Può essere anche solo un benvenuto nell'agone politico, sa, non è che debba essere per forza un giudizio negativo. L'ho detto prima, in democrazia tutti hanno diritto di fare, cioè non ci vedo un problema, sinceramente. Grazie. Prego. Tocca ad Albino Salmaso. Presidente, allora restiamo un po' sulla politica, perché c'è una domanda che mi piace sempre riproporle, perché ho l'abitudine di guardare Agorà e anche questa mattina Agorà ha dato un sondaggio in cui lei risulta... No, Agorà era la piazza, non No, Agorà è una trasmissione di Rai che comincia a ore 8 alla mattina e si conclude, ma lei è troppo dotto per me, perché ogni volta ha riferimenti così profondi, letterari dotto. E filosofici, invece io mi accontento del servizio radiotelevisivo e quindi la Rai ogni mattina ci racconta un po' come va l'Italia e tra i vari sondaggi risulta sempre Luca Zaia al 40% di gradimento nella classifica dei leader politici più amati dagli italiani. Le ripeto l'ordine, che è, come dire, non il Giro d'Italia ma il giro dei politici più amati, no? Allora c'è il premier Draghi sopra il 56, sotto i 60 mi pareva. Poi incredibilmente arriva Giorgia Meloni e lei ha eguagliato Conte al 40%. Lei continua a staccare Salvini di 6, 7, 8 punti. Cioè, il vostro titolo sarà Zaia come Conte? No, il vostro titolo è Zaia batte Salvini ancora un'altra volta. Insomma. Poi vi dico quello che penso, Albino, scusami le battute. No, ma il tono era... No, sì, siamo abituati io e te. Allora, io trovo anche difficile fare una considerazione su una classifica come questa, perché io non rappresento un soggetto politico, rappresento un amministratore. Quindi è inevitabile che la mia visibilità con il Covid, con queste robe, sia stata un'opportunità magari rispetto a chi fa politica e magari non ha potuto fare i comizi come li faceva prima o altre cose del genere. Ringrazio per la fiducia, ma devo fare l'autonomia in Veneto.
No, lo ricordo, inizieremo lunedì. a mettere legna nella catasta per l'arrosto, per l'autonomia. Beh, deve convincere Salvini, ma non vorrei appunto... No, non c'è nessuno da convincere, a noi andiamo avanti. D'accordo, no, comunque il problema, lei, come dire, tutti noi... Non rappresento un problema. Nessuno dice questo. Io stavo facendo un altro ragionamento a voce alta, che è questo. Cioè, se gli italiani hanno così una fiducia consolidata nei suoi confronti, è perché lei si presenta come un leader che ha elementi di qualità tali da essere superiori, almeno. Poi sono perfettamente d'accordo con lei che la visibilità è dovuta a questa fase legata alla pandemia, però mi pare che questo sia un dato oggettivo di cui prendere atto. Poi è chiaro che è un problema interno alla Lega e al centrodestra stabilire chi sarà il leader, ma non si può nemmeno contestare la veridicità di questi sondaggi che da diversi osservatori testimoniano sempre lo stesso indice di fiducia, per cui noi poi abbiamo l'abitudine di porre delle domande e poi sarà la politica a trovare le risorse. Gli antichi romani che erano dall'altra parte dell'Adriatico rispetto ai greci dicevano che natura non facis saltus, no? Quindi quando vediamo i sondaggi pensiamo sempre che la natura non fa salti, poi come vai su, torni giù, le abbiamo viste tutte queste robe. All'interno della Lega non c'è nessun problema perché non c'è competizione, nel senso che comandano i lombardi, questo è il punto. No, non c'è competizione, governa un segretario che noi abbiamo scelto e eletto con un congresso, appunto. Bene, ok. Prego. Grazie. Ma sul PD non te me fa mai domande. Ma sul PD, scommetto che lei è d'accordo sulla tassazione della tassa di successione, perché lei è un progressista e quindi è per la ridistribuzione del reddito. Io assolutamente no, perché penso che la politica dell'equa divisione del malessere non faccia crescere un paese. Noi dobbiamo puntare a un'equa divisione del benessere. E allora com'è che si fa? Si fa garantendo opportunità a chi ancora non è arrivato. Dopodiché aggiungo un'altra cosa, che penso che chi ha un patrimonio, se non ha fatto il ladro nella sua vita o ha fatto l'evasore, ma bisogna dimostrarlo, ha in teoria pagato le tasse. Se invece in un paese si vuole diffondere ancora la lotta di classe e far passare il principio che chi ha perché ha rubato a qualcuno, il paese non crescerà mai. Ecco. Per finire con le citazioni, Indro Montanelli, che non è del vostro giornale, diceva che se negli Stati Uniti uno si compra un'auto, una bella auto sportiva, tutti lavorano per comprarsela. In Italia gli bucano le gomme, che è più veloce. Bene, veniamo ai temi invece legati alla sanità. Però devi scrivere sta roba sul PD, No, ho capito, però lei rispetta fino in fondo la posizione ovviamente del suo partito. No, la mia posizione, l'ho sempre avuta. Cioè, se uno ha un patrimonio, ha pagato le tasse, perché dobbiamo considerarlo un problema sociale? Beh, qui mi pare, adesso non è che voglio prendere le difese di Letta, io credo che dar 10.000 euro ai giovani sia un problema serio, bisognerebbe capire cosa ne facciamo di questi soldi prima. Dopodiché mi pare che il PD abbia posto il problema di una tassa di successione oltre una certa cifra, da 1 milione a 5 milioni, che in Italia viene tassata al 4%, mentre in tutti gli altri paesi europei le tasse sono più alte. Dopodiché è altrettanto vero che bisogna fare il calcolo complessivo del sistema delle aliquote e quindi noi mi permetto di dire che decisamente oltre ogni... Esatto, il nostro total rate tax è il 66% contro il 46% europeo. Ma mi permetto di dire che non mi risulta che il PD abbia presentato un progetto di legge formale in Parlamento su questo. No, perché Draghi lo ha affermato, ha detto che la riforma del fisco è materia... Se sei il capo del PD avrebbe dovuto farla presentare ai suoi, no? Ma io penso adesso, in questo potremo continuare all'infinito, penso che la proposta di Letta sia nata per bilanciare quella della Lega, che la Lega ha detto avanti con la flat tax, quando il governo dice no, che la legge delega per la riforma del fisco deve essere complessiva e deve riguardare tutto il sistema impositivo. Ieri ho sentito il ministro Franco, per cui avvocava a sé e poi alla Commissione Bilancio, mi pare della Camera, le proposte che dovranno essere affrontate e da inserire all'interno del recovery plan. Insomma. Va bene. Grazie. Grazie a lei. Bene, allora scusi, la domanda che le volevo fare sulla sanità riguarda questa inchiesta. Noi oggi nei nostri giornali scriviamo che la Guardia di Finanza ha fatto visita ieri al laboratorio di microbiologia di Treviso. È un'inchiesta ovviamente che nasce dal pubblico ministero Benedetto Roberti
e ovviamente riguarda la funzionalità dei tamponi rapidi e dopo le note polemiche e vicende raccontate in queste mesi. Non ne so nulla. l'attendibilità o meno. Ecco, cioè, lei cosa pensa di questa? È un atto dovuto dalla magistratura, il suo punto di vista? Non ne so assolutamente nulla, e se la magistratura ha inteso fare questo, vuol dire che andava fatto questo, punto. Non so nulla. No, anche noi sappiamo poco, sappiamo solo che sono stati acquisiti degli atti, che poi il direttore generale Benazzi ha confermato la visita delle Fiamme Gialle. Sinceramente non ne so nulla. Vabbè. So che sono stati, ma non ho neanche parlato con Benazzi, con nessuno, cioè, mi hanno detto stamattina c'è stata, penso che sia attività meritoria che fa la magistratura, ben venga. Va bene. Ecco, per riprendere un po' le domande della collega Pederiva, cioè per quanto riguarda la discoteca, possiamo dire che lei è in attesa del via libera del CTS nazionale? No, quali sono gli step? Stiamo tentando di formulare una ipotesi di lento e graduale percorso di apertura. Come per gli spettacoli viaggianti, che c'è il tema che si dice che il Luna Park è autorizzato, no? Sì. Tipo, come si chiamano? I parchi tematici. Uh-huh. Ma è altrettanto vero che se dal parco tematico passi a sagra, che può essere fatta, non ci potrebbe essere lo spazio per le giostre. Ma se le giostre le trovi al parco tematico, uno dice, non è che la differenza sta nel fatto che cambia zona, cioè noi pensiamo che si debba dare una mano anche a questa economia. Sì, ma per le discoteche non vorrei essere, come dire, un bastian contrario, ma il problema è l'affollamento, il fatto che i ragazzi non portano le mascherine, cioè tutta questa attività. Gli esperti sono preoccupati, tanto è vero che è l'unica attività che non ha una data di apertura. E io dico che quantomeno dovrebbero ristorarli a piedi lista per i danni che hanno avuto. E cosa che non è avvenuta, perché questo è un settore che è stato preso come il totem di riferimento del Covid. Giustamente questi ci dicono anche cosa, l'ho detto anche ieri durante il mio intervento, ci rispondono, ma scusate, se siamo noi causa di tutti i mali, volete spiegarci perché abbiamo avuto 3 ondate di Covid e noi siamo sempre stati chiusi? Adesso sta diventando anche difficile andare a dire ai gestori di discoteca che è colpa loro. Quest'estate c'è stato il racconto che il problema erano le discoteche, poi sono state chiuse e siamo beccati a terza ondata, a quarta ondata, di ritorno, di andata e tutto, e sono stati chiusi. Non torna il conto. Però, insomma, è giusto essere prudenti, vedremo di capire cosa fare. Ecco, scusi, l'ultima domanda, fuori sempre dal Covid, sulla Pedemontana, non so casomai alla fine, ci può dire qualcosa in merito a come si svolgerà domani l'inaugurazione e chi è previsto ci debba essere, oltre a lei ovviamente? Guardate, noi abbiamo invitato principalmente, anzi sostanzialmente, siccome si tratta di un lotto, non è l'apertura ufficiale, vorrei ricordarlo, nella quale cercheremo di fare una bella inaugurazione. Conto di farla per fine anno, visto e considerato che l'Innesto su Treviso Nord dovrebbe chiudersi e anche arrivare fino a Montecchio, tranne ovviamente sempre il tema dei 6 km di Malo. Abbiamo inteso di invitare i parlamentari dei territori coinvolti, Treviso e Vicenza. Ci sarà sicuramente il vice ministro Morelli, che è qua in Veneto alle infrastrutture, ha confermato il ministro Stefani, e poi ci sarà una miriade di altre autorità. Abbiamo invitato i sindaci, i consiglieri regionali, ci saranno 3 pullman dedicati per fare tutto il percorso da Montebelluna a Bassano. Per la prima volta lo faremo senza sentire continuamente la macchina che deve frenare per le code, e ci sarà un'area coperta per l'inaugurazione che sarà assolutamente basica, senza grandi sfarzi, e avremo anche un punto tamponi in modo tale che tutti gli ospiti, in particolar modo anche in vista del viaggio in pullman per fare la visita dei cantieri, potranno tamponarsi, scusate, sottoporsi al tampone, sottoporsi al tampone, e quindi avere anche il rispetto totale di tutte le norme anti-Covid. Però insomma sarà una bella giornata, sarà anche sole, per cui bene.
Per noi è una grande soddisfazione, sono 35 chilometri. Vi ricordo che stiamo parlando della più grande infrastruttura in cantiere oggi in Italia, sono 94 chilometri e mezzo, più 68 di opere di adduzione, 2 miliardi 258 milioni di euro di opere, 36 comuni attraversati, 14 caselli, un casello ogni 6 chilometri più o meno. L'ipotesi che i pedaggi possano scendere, come chiedono, mi pare, gli autotrasportatori, la vede realistica? Guarda, noi stiamo oppure- lavorando anche su questo fronte. Devo dire che è ovvio che questo è uno dei temi sui quali stiamo lavorando, però prima bisogna riuscire a aprirla tutta per capire anche che flussi di traffico abbiamo, no? Perché voi sapete che tutte le infrastrutture lavorano sulle previsioni di traffico. Posso dire che se Buongiorno si vede al mattino, vi dico che il tratto aperto fino adesso sta avendo un buon flusso di traffico. Però dobbiamo vedere alla fine, no? Cioè, se no rischiamo veramente di sballare i conti di brutto. Però insomma una soluzione la troveremo. Ulteriori soldi del governo non sono previsti? No, perché il governo è intervenuto, come è intervenuta la regione, su questo piano finanziario. Se non ricordo male, lo sottolineo 3 volte, sono 600 milioni del governo, 300 milioni della regione e il resto sono ovviamente closing finanziario e equity del privato. Prego. Si è prenotato Marco Bonet, poi Silvia Moscati, poi Andrea Bosi. Sì, Presidente, buongiorno. 3 domande. Buongiorno. La prima, vaccinazione dei residenti all'estero. Ci sono novità? Cosa devono fare loro? I residenti Sì. all'estero, cittadini italiani. Veneti, sì, che risiedono all'estero, sono iscritti all'AIRE. Chi li vaccina? Ma noi abbiamo deciso di vaccinarli. Adesso Cioè loro devono rientrare? Cioè, quelli di quindi- Belluno, se rientrano a Belluno, verranno vaccinati nell'USL di Belluno. noi non abbiamo mai posto limitazioni a questo. Se dopo c'è qualche inghippo basta che ce lo segnaliate. Insomma. Ok, quindi la persona residente all'estero iscritta all'AIRE deve rientrare in Veneto e vaccinarsi nell'USL di competenza, Sì. di riferimento. Sì. Ma si può vaccinarsi all'estero? Sì, immagino che dipende dai paesi. No, ma se si vaccina all'estero va bene, se però è qua o viene qua e non è No, vaccinato. non è che deve, se a casa sua non lo vaccina o decide di vaccinarsi qua, lo vacciniamo qui. Però io non so che atteggiamento ha la Germania rispetto alla Spagna, Esatto. non ve lo so Cioè dire. un italiano Non è che in uniforme. Germania viene vaccinato, non si sa. Ma non è neanche uniforme, ma io immagino anche di sì. Sì, ma immagino che sia. Allora, se devo dirti la verità, noi non abbiamo avuto istanze. Forse l'istanza nasce da chi viene qui e magari ha qualche problema nell'iscriversi perché magari non è riuscito a iscriversi, ma che ci siano cittadini all'estero che ci dicono che hanno necessità di venire qua perché lì non li vaccinano, nessuno. Ok. Che è esattamente quello che facciamo noi per quelli che sono qui, stranieri. Va bene. Dopo, la seconda domanda, stato dell'arte sul Green Pass, perché abbiamo letto di incontri Non c'è gravi. stata la riunione ieri, Ok. Quindi siamo non ancora s- fermi, Marco. Continuiamo a non sapere né che forma assumerà, né chi lo rilascerà. Non No. sappiamo niente. Di certo i nostri veneti hanno il certificato che vale come un Green Pass. Ok. Va bene. L'ultima cosa sull'autonomia mi ha incuriosito che ha detto che ad agosto riparte la macchina. No, ho detto si riparterà, non ho detto ad agosto, si riparte. Peraltro devo dirvi che Cioè, qual è il prossimo passo che ci attende? Noi abbiamo intanto lavorato in tutti questi mesi. Incontrerò la delegazione trattante nelle prossime settimane. Voi sapete che abbiamo aperto anche l'osservatorio con le università, quindi anche l'aspetto, diciamo, scientifico / culturale di crescita dell'interesse dello studio attorno ai temi dell'autonomia. Insomma, noi stiamo cercando di dar vita al nostro Svimez. Sì, solo che Svimez è un'altra. No, noi facciamo una roba che, insomma, con l'università abbiamo coinvolto l'università, c'è come coordinatore l'avvocato Mario Caramella, insomma, abbiamo fatto una bella riunione. E quindi che ci sia anche un ufficio studi che ovviamente collabora con le altre realtà, penso CGA, altri uffici studi, che comunque sia un punto di riferimento, perché ci siamo resi conto nei mesi, negli anni, che anche il dibattito per le deleghe, le competenze o quant'altro, al di là dell'avere degli ottimi tecnici, penso al professor Stevanato, penso al professor Giovannardi e altri,
alla fine ci serve anche un ufficio studi per controbattere rispetto a alcune volte leggende metropolitane che escono. Che so, quella regione ha sempre avuto meno soldi per la sanità rispetto al Veneto. Allora lì ci vuole qualcuno che tira fuori tutti i numeri e dice: ma di cosa stiamo parlando? Però il famosa legge quadro boccia è ancora lì, che fine ha fatto? Cioè, con il nuovo governo bisogna ricominciare tutto da capo di nuovo. Io immagino di no, perché comunque eravamo arrivati a un certo punto nella trattativa. C'è anche da dire che è cambiata la maggioranza di governo, abbiamo il ministro Gelmini, con la quale abbiamo un ottimo rapporto, e abbiamo già ripristinato i collegamenti. Siamo stati rispettosi del periodo Covid, non mi sembrava il caso di stare lì a far casino. Adesso, insomma, con 29,8 di incidenza su 100.000 abitanti di positivi, possiamo anche pensare di parlare di autonomia. No, ma anche perché credo che l'occasione, siccome si è molto parlato del tema della maggioranza ampia da trovare in Parlamento, più ampia di questa, credo che in futuro sarà dura trovarla, per cui forse sarebbe questa l'occasione per, essendo all'opposizione solo Fratelli d'Italia, che insomma è il partito nazionalista per eccellenza, magari sì, ma Fratelli è la d'Italia congiuntura astrale correccia, diciamo. C'è da dire che con onestà intellettuale Fratelli d'Italia qui ha sostenuto l'autonomia, per cui non c'è stato un problema. Io ho parlato anche con Giorgia Meloni, non ha mai posto la questione. No, a sostegno di quello che diceva il collega, no, mi permetto di dire che ho sentito la diretta di Radio Radicale mentre venivo qua, hanno fatto la registrazione ieri, c'è stata l'audizione in commissione del ministro Gelmini e sulla commissione per il bicameralismo delle regioni, e lei ha ribadito che intende partire dalla legge Boccia, insomma da quella famosa depositata e mai approvata da nessun governo. Sì, la Presidente della Commissione con la Commissione sarà qui lunedì. E con quale compito? È quella di audizione. Io ho già sentito la Presidente Corda, Emanuela Corda, che ringrazio, anche perché si è sempre dimostrata disponibile. E guardate, non parlo, cioè parlo perché io sono già stato in audizione da lei, come vi ricorderete, e sarà qui lunedì, farà audizioni in Consiglio regionale, le incontreremo anche noi come giunta, incontreremo i commissari, e penso che anche questo sia un segnale che va verso la direzione di portare a casa questa autonomia. Con questo governo? Io spero proprio di sì, se non cambia velocemente il governo. Beh, lei lo sa meglio di me, anche visto che, cioè, mediamente in Italia dura... che è uno dei leader più conosciuti, quindi ha qualche contatto con i palazzi romani. Chi, io? Ma figurati. Tocca a Silvia Moscati. Sì, buongiorno Presidente. Io volevo tornare un attimo rapidamente sui vaccini. Lei prima ha parlato addirittura di una terza dose, un futuro, però nel frattempo noi abbiamo AstraZeneca, mi rivolgono tutti questa domanda. Siccome la seconda dose dopo 3 mesi... È AstraZeneca, su AstraZeneca. In che senso? Nel senso che tutti quelli che, a prescindere dall'età, che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca, possono fare la seconda dose di AstraZeneca, esatto, e non di altri vaccini. E su questo era il cocktail famoso che il dubbio viene tolto. Per cui faranno AstraZeneca, ma quando? La domanda è questa: mentre sono stati spostati i turni, diciamo le distanze dalla prima dose per gli altri vaccini, non si è mai parlato invece dei famosi 3 mesi più o meno di AstraZeneca. Tra l'altro chi si vaccina con AstraZeneca riceve il lotto, riceve tutto, ma non l'appuntamento, perché No, ma la signora ha ragione, no, perché sta parlando di Treviso, che nella prima fase ha fatto così, Casale sul Sile. Casale sul Sile. No, io ho fatto a Villorba comunque, però nessuno di quelli che hanno fatto in quel periodo non hanno avuto l'appuntamento. Purtroppo Treviso aveva adottato all'inizio questa modalità, dico anche nell'eccesso di zelo, quindi in buona fede, tanto è vero che oggi non c'è più, ha ragione. Ecco, e allora siccome io è lì che ho i miei lettori... Se lei dice, se ho impegni, non so questi quando mi chiamano e quando mi danno la data. No, non solo, ma non sappiamo neanche se effettivamente, lo domandano tutti,
si può fare come per gli altri dopo 3 mesi, dopo 4. Sono le 12 settimane. Ok, allora rimane fissato, questo lo diciamo. Sì, con l'elasticità della 12ª settimana che uno dice Un giorno prima, un giorno dopo non Non cambia, nessuno. chiaramente. Però al di là di questo era perché bisogna fissare gli appuntamenti. Io ho provato anche a inserirmi nel portale per fare una prenotazione, ma mi dà, tu sei stato già vaccinato, per cui non puoi prenotare. sì, ha ragione. Lei fa parte del contingente che all'inizio Treviso non fissava, perché giustamente c'era la preoccupazione che non arrivassero i vaccini, e quindi avrebbero gestito con gli SMS e con le telefonate. Ha ragione. Bene, allora aspettiamo una direttiva per... Sarete chiamati? Sì, no, ma infatti tutti quanti si domandavano, perché siccome c'è questa ansietà di concludere anche per avere un Green Pass o tutto quello che ne va dietro, Chiaro. insomma. Ecco, un'altra domanda Prego. invece sui tamponi rapidi. Allora, noi abbiamo visto che adesso abbiamo quelli di terza generazione, quelli che grazie a Dio finalmente non ti uccidono le narici, ma che Fossa nasale. fossa nasale, esattamente come quelli che avevamo provato del fai da te Sì. nella primissima fase, ancora a settembre, agosto dello scorso anno. Ecco, che fine hanno fatto? Questi sono quelli, sono possibili, è possibile averli in modalità casalinga? Sì, guarda, anche se va qui al supermercato li Adesso può comprare si oggi. trovano. Sì. No, ma no, non è una domanda per ridere, perché Visti ieri. No, ma siccome anche dove li abbiamo fatti noi, ho chiesto il prezzo, perché noi Ieri erano in vendita a 9 euro. Ecco, benissimo, invece non lo sapevano. Perché Ma veniva... verranno sempre di meno. Considerate che l'autorizzazione al primo fai da te in Italia è stata fatta una quindicina di giorni fa, 20 giorni fa, quindi adesso a cascata. Allora, siccome ieri c'è stata proprio una trasmissione che ha valutato i costi di questo Green Pass, perché c'è anche la possibilità di fare il tampone. E allora il costo dei tamponi venivano sparate delle cifre incredibili. Si possono fare anche questi da 9 euro? No, perché deve essere certificato. Ok, ecco. Però allora, non escludo che la farmacia possa trovare una soluzione. Cioè, adesso ho detto avere un attimo di pazienza, perché questo paese ha perso 6 mesi sul fai da te. appunto. Va bene, e un'altra, l'ultimissima, la classe dei trentenni ci chiedono, stanno ai box di partenza. Non abbiamo vaccini. Appena Ok. arrivano vaccini riusciamo a fare. Benissimo, grazie. Prego. Guido. Andrea Buoso. Buongiorno. Ciao. 2 cose volevo chiedere. Una, alcune regioni hanno posto l'attenzione sulla vaccinazione degli studenti per la maturità. Sì. Volevo capire se anche i piani veneti stanno pensando a una cosa del genere. Seconda cosa, sentivo il professor Galli, per esempio, che sarebbe opportuno, dopo la fine del ciclo vaccinale, diciamo, il richiamo, sottoporsi a test sierologico per vedere se c'è stata la risposta anticorpale, perché ovviamente questi vaccini sono nuovi, il virus è nuovo, non si sa, l'efficacia è percentuale, appunto. Si potrebbe, state pensando anche di inserire questo step nel percorso vaccinale? Io penso che il tema è un tema che fra l'altro io ho già affrontato in questa conferenza stampa, dicendo che la verifica del titolo anticorpale sarebbe necessaria, però rendiamoci conto che stiamo parlando di screening a questo punto di massa. Cioè, il professor Galli, che è un illustre rappresentante del mondo scientifico, giustamente parla scientificamente. Come dire, per non infettarsi dal virus chiudetevi tutti in casa. Non è un'infamia, però uno non può pensare che tutto il mondo si chiude in casa. Pensare di fare il test sierologico a tutti, ve lo dico dal lato cantiere, diventa una roba pesante, cioè pesante dal punto di vista organizzativo. Però ovvio che c'è un principio che allora, se noi riuscissimo a fare un abito su misura ad ogni cittadino, dove, per dire, chi ha avuto il Covid, quale sarà il giorno migliore per iniziare la sua vaccinazione? Oggi si fanno i 3 mesi, ma potrebbe essere che uno, da quello che oggi non sappiamo, possa ritrovarsi la risposta anticorpale ancora valida e alta dopo un mese, 10 mesi, un anno. Però capite che
questo è un tailor made, cioè un abito fatto su misura, ma è impossibile farlo su 5 milioni di veneti. E sui maturandi ne abbiamo parlato anche tra colleghi. Ci mancano i vaccini, abbiamo poca disponibilità di vaccini. Dopodiché questa penso che sia una misura che deve essere decisa a livello nazionale. La scuola peraltro dipende dal Ministero, ha tutta competenza nazionale, per cui noi siamo a disposizione, perché figuriamoci se vogliamo dare una mano ai ragazzi, tanto è vero che vogliamo aprire partendo dai giovani, ma mancano i vaccini. Adesso parlano di questo Pfizer da 6 anni, no? 6-12. Speriamo ne facciano tanti a questo punto. Va bene? Grazie. Io buon non lavoro. ho richieste, grazie a tutti, buon lavoro. Vi lascio a ciliegie.